di tanti strumenti che ci sono a disposizione anche per le persone che arrivano in quella fase della vita forse più delicata, no? Che è la terza età. Tanti anni raccontiamo le guide che il Consiglio Nazionale del Notariato prepara e offre ai consumatori in collaborazione con l'Associazione dei Consumatori, in questo caso una nuova guida che si è concentrata proprio sugli strumenti di tutela patrimoniale per la terza età. Una guida che non è più soltanto in cartaceo ma che è diventata multimediale. Ne parliamo insieme al notaio Pierluisa Cabiddu, che è consigliere nazionale del notariato responsabile dei rapporti con i consumatori. Ben ritrovata notaia Cabiddu. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Grazie ancora a lei per la gradita partecipazione, ancora una volta per raccontare una guida a disposizione, insomma, delle persone che hanno bisogno di conoscere gli strumenti di conservazione, di tutela patrimoniale per la terza età. Dicevamo, prima di entrare nel merito della guida, che avete voluto questa volta realizzarne una anche con dei video, dottoressa Cabiddu. Sì, la guida multimediale è uno strumento moderno e innovativo che, avvalendosi di grafiche e personaggi animati, riesce a spiegare in maniera più semplice, diretta, discorsiva questi strumenti, rendendoli in questo modo più comprensibili e quindi fruibili da un maggior numero di persone. Pensiamo alle persone che non sono in grado di leggere e pensiamo anche però alla difficoltà di questi strumenti giuridici nella loro comprensione, e queste guide, questa guida multimediale con questa sua nuova formula riesce a essere più semplice e quindi sicuramente fruibile da più persone. Sono 5 gli strumenti patrimoniali che vengono raccontati in 5 video diversi attraverso questa guida. Noi ne abbiamo trattati alcuni qui in trasmissione per farli conoscere, in particolar modo per quello che riguarda il prestito vitalizio ipotecario, perché c'è stato un periodo in cui ce ne è parlato molto ed effettivamente molte persone, forse non conoscendo bene lo strumento, hanno fatto un po' il passo più lungo della gamba. Quali sono gli strumenti più importanti che è necessario che le persone conoscano anche per avere una serenità in quella fase della vita? Gli strumenti possono dividersi in due categorie. La prima categoria ricomprende quegli strumenti con i quali è possibile ottenere liquidità dalla casa, quindi monetizzarla. Il più comune e diffuso è sicuramente la vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto, dove si cede la casa trattenendo il diritto di goderne per tutta la vita. E questo sicuramente è quello più conosciuto, al quale si fa più un ricorso. Poi abbiamo la rendita vitalizia che consiste nella cessione di un bene. Parliamo sempre della casa perché è il bene più diffuso. I dati Istat ci dicono che il 73% degli italiani è proprietario di casa d'abitazione, e quindi parliamo della casa in generale. Con la rendita si può cedere la casa in cambio di una rendita, quindi di una rata che viene pagata periodicamente per tutta la durata della vita. E poi abbiamo il prestito vitalizio ipotecario del quale abbiamo già parlato, col quale invece la casa si mette a garanzia della concessione di un finanziamento. E poi ci sono invece l'altra categoria, che è quella con la quale è possibile cedere la casa in cambio di mantenimento e assistenza. E qui abbiamo due contratti. Uno è un contratto oneroso ed è il contratto di mantenimento vero e proprio di assistenza, e l'altro invece è una donazione con l'obbligo di essere assistiti, quindi con l'onere di assistenza. Diciamo che il primo contratto, il contratto di mantenimento, è un contratto molto interessante perché è un contratto molto duttile che consente di soddisfare molte esigenze. Teniamo presente che è un contratto non codificato, quindi non è previsto espressamente dal codice civile, però naturalmente è ammesso nel nostro ordinamento perché gli interessi che sono degni di essere tutelati e quindi è ammesso nel nostro ordinamento. E con questo contratto di mantenimento è possibile appunto cedere la casa in cambio di assistenza, e lì l'assistenza e il mantenimento vanno stabiliti in base a quelle che sono le esigenze della persona
che cede la casa e che vuole essere assistita. Possiamo fare un esempio, notaia Cabiddo? Possiamo fare un esempio. Allora, innanzitutto io voglio precisare che di questi strumenti è bene programmarli, pianificarli prima di raggiungere una età molto avanzata, anche perché raggiungendo un'età molto avanzata questi strumenti non possono più essere adoperati perché è un contratto aleatorio. Adesso spieghiamo facendo un esempio. Prendiamo una persona di 70 anni, ad esempio, che cede la sua casa e in cambio vuole essere assistita e vuole che le vengano preparati i pasti, le venga fatta la pulizia della casa, della sua persona, delle sue vesti e le si tenga anche compagnia e quindi assistenza morale. E questa è anche in caso naturalmente di malattia, e questa è l'assistenza più ampia. Però ci sono altre persone che invece preferiscono o chiedono solo assistenza morale, per esempio solo compagnia, persone che chiedono, addirittura qualcuno si limita a pretendere di ricevere telefonate o visite periodiche dalla persona alla quale ha ceduto la casa, e quindi le esigenze cambiano. E poi bisogna anche vedere se i costi per l'assistenza devono essere affrontati da chi presta l'assistenza o invece dall'anziano che la riceve. E quindi è un contratto che, come dicevo prima, è molto duttile, è un vestito cucito su misura, noi così amiamo definirlo noi notai, proprio perché le esigenze delle persone sono tutte diverse, sono le più varie, le più disparate, e ognuno ha le sue necessità. E questo è sicuramente vero, dottoressa. È anche vero che ad un certo punto una persona anziana, è chiaro che guardando al futuro preferisce sicuramente avere assicurata una presenza fisica di una persona affidata, piuttosto che ovviamente di tenersi la proprietà magari di un immobile che tanto poi dopo, soprattutto se è solo, magari andare in una casa di esatto, riposo, e quindi insomma sicuramente assicurarsi un aiuto economico per poter avere qualcuno accanto. Ma come si stabilisce? In base al valore dell'immobile o questo è indipendente? No, allora qui ci sono dei meccanismi peculiari di questo istituto. Innanzitutto è un istituto che è caratterizzato da una doppia area, quindi un doppio rischio, un contratto aleatorio. Perché da un lato nel momento della sua conclusione non ci deve essere una notevole sproporzione tra il valore dell'immobile e le prestazioni assistenziali che si presume debbano essere prestate. Ed ancora la persona non deve avere un'età molto avanzata, quindi con un'aspettativa di vita limitata, perché chiaramente a quel punto viene a mancare il rapporto tra il valore della casa e l'assistenza da prestare. E poi non deve avere neanche una malattia che la possa portare ad una morte ravvicinata nel tempo, perché altrimenti anche lì già al principio si sa che il valore dell'immobile è superiore alle prestazioni che devono essere date. E poi la doppia area sta nel fatto che è imprevedibile quale può essere l'entità delle prestazioni, perché lei pensa all'anziano che comunque trascorre una vecchiaia serena come a quello che purtroppo è colpito da una malattia, da un impedimento fisico o psichico che richiede quindi un'assistenza pregnante, importante e onerosa. E quindi è una doppia area. E quindi è molto importante che tutte le valutazioni vengano fatte a monte al momento della conclusione del contratto, e quindi è fondamentale quell'indagine della volontà delle parti, quel contemperamento di interessi super partes che fa il notaio, perché comunque assolutamente l'anziano la sua tutela è preeminente, però ci sono anche gli interessi della controparte da contemperare. E se infatti il bello di questa guida multimediale risiede nel fatto che le domande che fanno i personaggi sono quelle che fanno a noi i nostri clienti, e quindi c'è l'esigenza, le domande tipiche: ma cosa succede, dice, che deve assistere se io mi ammalo? Cosa succede se io muoio, che è la preoccupazione di chi presta assistenza, ma anche di chi la riceve. Cosa succede se chi deve prestare assistenza muore? Ed ecco allora che lì si innestano tutta una serie di meccanismi che richiedono tutta una serie di pattuizioni, di clausole, sia per garantire che l'assistenza venga veramente prestata, sia
sia per prevedere il verificarsi di queste situazioni. Io invece stavo riflettendo sul tipo di guida e sul fatto che è una guida multimediale. In questo modo vi siete preclusi però una certa fetta di pubblico. Non tutti gli anziani sono bravi con internet. Ecco, allora qual è? L'obiettivo che il notariato e l'associazione dei consumatori hanno voluto raggiungere è quello di usare diversi strumenti per poter raggiungere persone diverse. E quindi con il metodo tradizionale della guida cartacea si raggiunge una certa platea di persone, con quella multimediale un'altra. E poi l'altro ragionamento che è stato fatto è questo: a parte il fatto della guida che viaggia su internet, e quindi c'è sul canale YouTube del Consiglio nazionale, sui siti delle associazioni dei consumatori e del notariato e sui social, teniamo presente che oggi tantissimi anziani hanno un telefonino, tantissimi veramente, e quindi questi strumenti è possibile visualizzarli anche col telefonino perché viaggiano in rete. E poi non dimentichiamo il fatto che l'anziano può avere un figlio, può avere un nipote, può avere un amico, c'è l'università della terza età, ci sono tanti canali dai quali si possono attingere. A me per esempio ha telefonato una cliente proprio l'altro giorno perché ha sentito un'intervista che ho fatto su Radio 24 e mi ha detto: notaio, io sono interessato, e io gli ho detto si colleghi su internet, gli ho detto io non ce l'ho ma ce l'ha una mia amica, quindi ho avuto lì proprio la dimostrazione che effettivamente viaggiano, insomma le notizie viaggiano, ed è quello che il notariato e l'associazione dei consumatori hanno voluto proprio perseguire. No, ma sa perché ha fatto bene, scopo. dottoressa Cabidu? Mi riallaccio a quello che lei ha detto all'inizio di conversazione. Queste sono informazioni che è bene prendere prima che si arrivi, no, al momento finale della propria vita. Allora noi oggi le mettiamo in rete e sicuramente ci sono i settantenni, gli ottantenni che si faranno aiutare dai figli, nipoti, amici e quant'altro. I quarantenni, i cinquantenni oggi sono in grado già di andare e di farsi un'idea di quelle che sono le opportunità per il futuro, per arrivare poi consapevoli, insomma, esatto, diciamo che guardiamo ai giovani d'oggi, giovani poi per modo di dire, però insomma ai giovani d'oggi, per riuscire a informarli del fatto che forse poi al netto di tutto questo investire in una casa da giovani significa poi avere anche da anziani una possibilità in più, no, per avere una rendita. Oltretutto tenga presente che l'importanza di questi strumenti si evince ancora di più se li si contestualizza nel periodo in cui viviamo. I dati statistici ci dicono che l'Italia è un paese che invecchia sempre più, e pensi che oggi gli over 65 rappresentano il 20,6% della popolazione, e secondo i dati Istat e le previsioni demografiche intorno agli anni 2045 e 50 il picco degli over 65 sarà addirittura del 34%, quindi un dato statistico veramente rilevante. E quindi è importante proprio che si iniziano a conoscere questi strumenti, perché realmente il problema della tutela dell'anziano è un problema molto sentito e che sarà sempre più rilevante, perché davanti a un'Italia che invecchia così tanto, lo Stato sociale sicuramente avrà difficoltà a fornire l'assistenza di cui un anziano ha bisogno, e quindi questi strumenti saranno ancora più importanti, e quindi è fondamentale conoscerli, è fondamentale informarsi prima, perché solo con la conoscenza è possibile poi sapere che ci sono e se ne può fruire. E poi andiamo a bussare ovviamente al nostro notaio di fiducia quando dobbiamo decidere, l'abbiamo fatto, però nel frattempo abbiamo preso tutte le informazioni che ci possono essere utili, magari troviamo proprio dei parametri interessanti rispetto alla nostra situazione patrimoniale, e quindi poi magari abbiamo le carte in mano per poter appunto decidere in tutta serenità. Sono 5 video a disposizione, li trovate in rete, li trovate a YouTube, a cura del notariato, che insieme all'Associazione dei Consumatori sta portando avanti da anni questo progetto di fornire ai cittadini delle guide utilissime per rispondere a tutte quelle domande che non abbiamo il coraggio
coraggio di fare, non abbiamo il coraggio di telefonare ad un notaio e chiedergli un'informazione al telefono, perché giustamente è un professionista, magari non ne conosciamo neanche uno. In questo modo i notai sono entrati in casa dei cittadini fornendo loro ovviamente delle informazioni interessantissime, quindi davvero un lavoro molto utile. Io la ringrazio, notaia Pierluisa Capittu, per essere stata con noi. Ci risentiamo alla prossima, senz'altro. Assolutamente. Grazie, senz'altro. Buon Grazie lavoro, mille, notaia. Grazie a lei. Grazie anche a voi. Grazie. Grazie.